per sempre. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, e al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore, donati a Lui, e invece di padri avrai figli, che tu farai principi sopra la terra. Tu sei il più bello, tu sei il più bello, e invidiarà, la grazia è sulle labbra, sei benedetto, benedetto per sempre. Dal Vangelo salutare. Il primo giorno, dopo il sabato, di buon mattino, si recavano nella tomba portando una serie di aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolanda via dal sepolcro, ma entrate non trovavano il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini che apparivano vicino a loro invece sporcavano. Essendosi le donne impaurite e avendo ordinato il volto a terra, essi dissero loro: perché cercate per i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come mi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisogniamo che quell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno. Parola del Signore. Gloria a Cristo. Questo è quello che i cristiani, gli apostoli, facevano nelle piazze della Grecia, della Siria, e questo quasi tutto il mondo lo ha conosciuto. Io vedo qua, dice, non abbiate paura della tenerezza di Dio, perché Dio è chiaro. Io c'è un'altra parola del 4%. Siccome molte persone che non sono vicine alla Chiesa, non capiscono la Chiesa, come bravo questo Papa, eccetera, loro facendo, a dentro alla Chiesa, visto che molta gente non viene in Chiesa, andate nelle piazze. Noi abbiamo un diritto al comando di Papa Francesco. Se volete prendere questo parere del Papa, cercate di ascoltare quello che dice Papa Francesco, se no vediamo anche bravo, non ci muove niente e non succede niente. Adesso questo che va più o meno io ho letto, verrà fatto da un catechista, questo annuncio di Gesù morto e risorto, e credo di avere un po' di pazienza di Verranno
stanca dei nostri peccati. E questa sera, in questa piazza, sta passando il Signore, poiché l'amore di Cristo ci spinge al pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti perché quelli che vivano non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Cosicché oramai non conosciamo più nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi se uno è in Cristo è una nuova creatura. E c'è un'altra donna, fratelli, nella scrittura che dice sì, diceva Pino prima, dice sì all'opera meravigliosa di Dio. Una vergine a 17 anni dice: in te si compirà la salvezza, tu partorirai il figlio di Dio. Pensate a Maria a 17 anni, vedete, incinta, senza conoscere l'uomo, 2000 anni fa. Ma lei non ci tira indietro, ed è quello che sta chiedendo il Signore a te questa sera. Apri il tuo cuore a questa predicazione, perché il Signore vuole entrare nella tua vita e darti una speranza nuova. Con Maria, fratelli, Dio attua il suo piano di salvezza. E qual è il suo piano di salvezza? Manda Gesù Cristo sulla terra. Gesù Cristo, tutti aspettavano un supereroe, qualcuno che li salvasse con la spada. Ecco, Dio, guardate dove lo fa venire, dove porta Gesù, dove l'ha portato? Sulla croce. E perché questo? Perché vuole che Lui prenda su di sé tutti i peccati nostri. Domina in mezzo ai suoi nemici, domina in mezzo ai suoi nemici. Dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Dice il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi, a sgabello dei tuoi piedi, a sgabello dei tuoi piedi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli.